Concludiamo questa prima parte di Challenge Cup con due vittorie secondo me molto importanti che danno al gruppo molta confidenza e soprattutto in previsione dei derby che abbiamo adesso davanti. Hanno portato energia, ottimismo e indicazioni importanti a livello di gioco le due vittorie in Coppa conquistate dai Leoni del Benetton, la prima in Sudafrica contro i Lions, la seconda a Monigo contro i francesi del Perpignan. Si torna a puntare l'attenzione sul campionato. Domani, proprio a Monigo, arrivano le zebre per il primo dei due derby natalizi, sfide in cui determinante sarà non solo l'aspetto fisico ma anche psicologico e mettere in pratica gli insegnamenti arrivati nelle ultime settimane dal campo. Sono partite molto importanti per noi e anche per loro, saranno molto combattute perché quest'anno penso che le zebre abbiano fatto vedere una progressione molto positiva. Partite che sicuramente sentiamo diverse dalle altre perché comunque giochiamo contro i ragazzi che vediamo in nazionale nelle Sei Nazioni o nelle finestre estive di novembre e conosciamo molto bene i giocatori che ci sono, le qualità che hanno, però penso che noi dovremo comunque rimanere focalizzati sul nostro lavoro. La prima sarà una partita in casa, sarà importante regalare una giornata speciale ai tifosi e poi insomma da lì andare a Parma, insomma, fare un'altra grande prestazione.